Eccoci qua cari amici, vi do il buongiorno a tutti. Passavo casualmente da questa strada, purtroppo è sabato, è tutto chiuso, non c'è nessuno e insomma mi accontento per gli appassionati di auto storiche di farvi vedere così questa traccia di visione. Ecco qua ragazzi, guardate un po' da questo muretto cosa andiamo ad avvistare. Insomma c'è un'officina qua, purtroppo è sabato, chiuso, siamo anche nel periodo vicino al Ferragosto, per cui ci sta, insomma. Ecco, vi faccio vedere così sfumature di vecchie auto in attesa di restauro. A questo punto direi qua abbiamo una Fiat 500, attenzione, sfumatura anche del treno che ci sta, 464, non è che mi fa impazzire, però fa ambientazione, e niente, appunto dicevo, guardate qua c'è una Fiat 500 che insomma sicuramente aspetta un restauro. E poi appassionati di auto storiche, io vedo una NSU, adesso non mi ricordo come si pronuncia bene la sigla, se è RO80, una cosa del genere. Comunque io vi faccio vedere, a parte la Fiat 500 che è qua, un'altra NSU che ha comunque il suo bel fascino, ecco. Ripeto, qua da questo muretto esterno io insomma mi concedo questo piccolo report per noi appassionati di auto storiche, perché insomma questi tesori magari chissà che fine fanno, ecco, mi piace appunto catturarli, insomma, dato che sono ancora in queste condizioni, prima che magari appunto non facciano un restauro. Vedo di avvicinare di più lo zoom a vedere se riesco a catturare quell'altra NSU, perché insomma è così, eccola qua, bellissima. E qua ragazzi, appassionati di auto storiche, insomma questo è un po' quello che ho trovato durante il transito. E abbiamo portato a casa questa scena, ecco qua, Adesso vi faccio vedere un po' il resto qua, ecco qua, più di così non posso fare, ecco. E niente ragazzi, spero qua che appunto i titolari non ne abbiano a male. Il mio senso è sempre quello di documentare tracce di auto storiche, che siano in buone condizioni o cattive. L'importante è avere un ricordo, perché da un momento all'altro, come dico sempre, possono sparire, tutto qua. Questo è un po' il senso, ecco, perché quando si documenta quello che vedi esternamente da una proprietà è sempre meglio dire il senso. Ragazzi, con questo vi saluto tutti gli amici del mio canale appassionati di auto storiche. Guardate qua una 500 per Marianna, qua carissimo Max, è grande materiale, ci sarebbe anche stata una Mercedes, va bene lo stesso, dai ragazzi, accontentiamoci di questa piccola visione di filmato, ecco. Adesso vediamo un po' se riesco più di così lo zoom, è così, insomma là si intravede una vecchia Mercedes, ve la faccio vedere, ecco, insomma più di così non arrivo. Ragazzi appassionati, vi saluto Max, saluto Antonio, saluto tutti gli amici del canale, pubblico femminile, Giovanna, Lucia, Alessia, Daniela, Demis, Diego, contadini di Rovereto che non gli interessano le auto, e tutti quanti gli appassionati. Ciao a tutti, torniamo a casa da questo bellissimo Mar Ventura, spettacolo, alla prossima. Ecco qua che insomma ci allontaniamo, ecco qua, arriva anche il cagnolino qua, cosa fai qua, ciao, spettacolo, ciao. Ecco qua ragazzi, Fiat 500, alla prossima.